Buongiorno amici e amiche di Rolling Wine, bentrovati a questo classico appuntamento di degustazione che oggi ritorna en plein air in questo bellissimo parco. Fortunatamente la stagione ce lo consente. Oggi andiamo ad assaggiare Ambarabà 2019 di Volcanalia. Ambarabà è un vino bianco frizzante, una garganica 100% proveniente da vecchie vigne che hanno un'età media di 30-50 anni, quindi già per un rifermentato un'età molto importante. Siamo a Gambellara, quindi su territori vulcanici. Andiamo a stappare il vino, se ce la facciamo. Ecco, perfetto, guarda, dosatura perfetta, vado a versarlo. Quindi pressatura soffice delle uve, fermentazione spontanea in acciaio, maturazione delle uve in cemento. Il vino rifermenta con le uve passite, quindi del resciotto, della stessa annata. Il vino non vede un grammo di solforosa aggiunta, quindi vino completamente libero. Io andrei all'assaggio proprio. Perfetto. Ambarabà, ricordiamo, 2019, è un vino bellissimo, ha una beva veramente attraente, stimolante, con questa bollicina che non è pungente ma anzi è cremosa, è quasi rotonda, sintomo anche appunto della grande sosta che questo vino fa all'interno della bottiglia, a riprova del fatto che i rifermentati col fondo, chiamati così, possono invecchiare molto bene anche in bottiglia, anzi se la materia è di questa qualità assumono anche una complessità e una compiutezza veramente importante. Il tempo non spaventa. Il tempo non spaventa con vini di questa qualità. Consigliamo anche a voi, noi lo abbiamo un po' mosso prima dell'apertura, i lieviti così rimangono belli in sospensione e danno più complessità all'assaggio in generale. A naso questo è un vino che è sottile, che ha queste note floreali molto interessanti di fiori bianchi, c'è fiore di tiglio, si può sentire anche il gelsomino. Una volta messo in bocca si apre nella sua nota fruttale, richiami agrumati, ma anche una bella mela golden. La chiusura, anche questa è agrumata, richiama la freschezza e questa nota salata finale, con un vino che è sia di corpo, ma che ha anche una bevibilità e una beva incessante. Secondo me si sente molto il territorio vulcanico, cioè nel senso in questo vino veramente emerge, soprattutto nella nota minerale che dicevi prima, ma comunque anche in bocca questa lunghezza che comunque solo un territorio vulcanico riesce a dare. Secondo me è una nota, è una caratteristica molto importante di questo vino. Qui siamo in una zona molto elevata. Pensate, sono le vigne più vecchie di tutto l'areale di Gambellara. Il primo impianto di questa vigna qua in zona agugliana, a 300 metri sul livello del mare, il primo impianto, pensate, è del 1968, quindi come diceva Tommy, questo vigneto ha un'età media dai 30 ai 50 anni e più. Ambarabà, piccola nota di colore, come sicuramente avrete capito, è l'inizio di una filastrocca, no? Che è importante, è serio in bocca, ma vuole comunque ricordare la nota giocosa, la bevibilità veloce, facile, il vino della festa, il vino per stare con gli amici. Un vino veramente, cioè per quanto sia importante concettualmente a livello di uve, di vigna, poi arriva all'assaggio, è altrettanto importante, ma non perde mai appunto questa beva e questa voglia di portare in fondo la bottiglia, come sto facendo io, perché effettivamente è molto buono. molto buono, quindi sta bene a tutte le ore e in tutti i momenti. Ragazzi, noi vi salutiamo e vi ricordiamo che non si bara con il bere. Vai! Alla prossima!